Amici bellini, andiamo a parlare di questa partita che il Napoli vince su un campo non facile, ma non perché parlo insomma di una squadra complicata, ma è un campo non facile perché ci sono tifosi almeno discutibili. Cominciamo. Sì, voglio sottolinearlo durante tutto il video in continuazione perché non avevo visto ieri onestamente tutto quello che si sono fidati di combinare. Benvenuto Giovanni D'Amelio, lasciate un like perché noi siamo quelli là che invece quando arrivano ad insultare TVB, un abbraccio e cerchiamo di andare avanti. Quindi noi lasciamo i like e li lasciamo comportare in un certo modo, contemporaneamente lo denunciamo e ci aspettiamo delle prese di posizione, dei provvedimenti, perché sono inquadrati bene in faccia, si sente benissimo quello che dicono e quindi deve intervenire l'Hellas Verona in primis e poi la Lega, perché non si può, la federazione deve intervenire, non si può accettare. Leggevo anche di Vinicius Junior che lui insiste, insomma è successo un'altra volta, che la 10ª volta io sto facendo la collezione. Se vogliamo aumentarlo, alzarlo il livello della cultura e del calcio è un conto, se non lo vogliamo fare noi continuiamo a denunciarlo, non è che non possiamo fare finta di niente assolutamente. Quindi ogni volta che farò così intendono, non lo posso dire perché sennò va a finire che YouTube pensa che sono io, è una cosa incredibile. Allora, screenshot, pagelle, tutte le cose belle e meno belle, andiamo subito a vedere. Ce ne sono tanti, ce ne sarebbe molti di più di screenshot perché è stata una partita strana, nel senso che ci sono le due facce. C'è un primo tempo dove il Napoli bene, dominante, che crea molto, resiste ai primi attacchi e poi si mette lì a dominare la partita e a passare in vantaggio. Nel secondo tempo si allargano un po' le maglie e il Verona viene addosso, però c'è stato un grande meretto, onestamente va detto. E partiamo dal primo gol, quello di Politano che si trova qui e vediamo Raspadori defilato che fa partire questo cross di sinistro. Dobbiamo sottolineare la presenza di Di Lorenzo che viene a riempire l'area, cosa necessarissima e cosa studiata, perché quando hai Raspadori e non hai Osimhen, Raspadori va tutto intorno e qualcuno deve riempire l'area. A turno lo ha fatto Kvara, lo ha fatto Di Lorenzo, lo ha fatto Politano, lo poteva fare meglio anche Cajuste, però lo vedremo che lo ha fatto. E questa azione qui in realtà parte da molto prima, c'è un recupero a centrocampo di Cajuste e Raspadori sta addirittura sulla destra, poi con un movimento a rientrare fa finire la palla a Mario Rui. C'è anche Rachmani in appoggio molto alto, l'azione si sviluppa e Raspadori poi arriverà a questo cross. Bello il gol di Politano al volo di sinistro. Esatto, per completezza vi volevo far vedere come comincia l'azione. Questo è più o meno il minutaggio dell'azione e questo è Raspadori che in questo caso si era allargato sulla destra a ricevere e vedete che quando succede così poi Politano si accentra e quindi c'è anche la distribuzione degli attaccanti con Kvara che finisce centrale e che chiede la palla, molto spesso chiede la palla. Io tra l'altro ho fatto un meme, ho provato a fare un meme perché c'è una faccia strana che fa Raspadori dopo aver esultato con Politano tutto contento e poi diventa serio. E se non ho capito male, nel momento in cui diventa serio c'è uno scambio di battute con Kvara, andando proprio a immaginare le cose. Mi sa che Kvara gli dice la potevi passare prima eccetera eccetera, ma non lo posso mai sapere, non lo sapremo mai, ma è divertente il meme. Qui vediamo uno degli inserimenti di Cajuste, recupero palla nella nostra metà campo, Lobotka in possesso di palla, Cajuste già vedete indica il passaggio semplice, ma Lobotka che sta diventando anche un pochino più coraggioso, non fa più il passaggino, solamente il passaggino semplice, ma cerca di fare un passaggio che supera più avversari e infatti punta diretto su Raspadori che poi controllerà e lancerà perché è bravo Cajuste a continuare la corsa e a infilarsi nello spazio. Raspadori controlla, lo lancia nello spazio, Cajuste in allungo la prende di punta, poi c'è la parata di Montipò. Però questa è una bellissima azione perché è importante, specialmente quando hai il falso 9, che le mezze ali si inseriscono perché altrimenti crei lo spazio e poi lo devi occupare. Molto bene.
E qua siamo passati già al secondo tempo, e qua vi voglio far vedere un pochino le varie sofferenze che il Napoli ha cominciato a subire, specialmente sulla sinistra, dove Mario Rui, ricordiamo, era ammonito per le proteste, c'è polemiche proprio assolutamente inutili per Kvara che fa l'arciere, lo fa la telecamera, non li ha pensati proprio onestamente i tifosi del Verona, anche se era perfettamente legittimo farlo. Io mi ricordo Battistuto che faceva la mitragliatrice, allora non doveva finire una partita Battistuto, assolutamente non ci siamo. Però in seguito a quella baruffa ha ammonito Faraoni e Mario Rui, e quindi Mario Rui stava giocando con questa ammonizione addosso e stava cominciando a soffrire perché cominciavano ad arrivare gli sventagliamenti da un quinto all'altro. Con l'ingresso di Bonazzoli il Verona si rende più pericoloso, lascia ovviamente Juric qui a fare la sponda, a fare la torre, e quindi lì abbiamo cominciato a soffrire un po'. Guardate come siamo un po' troppo larghi, c'è Cajuste qua vicino Zielinski con Kvara, Lobotka qui, siamo un pochino in rincorsa, non benissimo le posizioni del secondo tempo. E qui voglio sottolineare un gran controllo, questo è poi il lavoro che deve fare il falso 9, perché di quello che abbiamo sottolineato di Raspadori è che comunque, pur essendo piccolino, è tosto fisicamente. Qui lui controlla, viene aggredito da due, subisce anche un fallo, ma riesce a smistare il pallone a Politano, che al volo servirà uno Kvara che, guardate, sta qua giù, farà una corsa velocissima Kvara fidandosi del passaggio di Politano. Verona tutto sbilanciato in avanti, il Napoli buca in contrattacco, in contropiede. Il Verona, bellissimo anche questo gol di Kvara, in tranquillità controlla, si sposta e buca il portiere. Qui ancora una volta un po' di sofferenza per Mario Rui, lancio che viene da questa zona, in questo caso si inserisce Foloruncio che ha più fisicità e riesce a intervenire di testa. Vedete che accorrono e poi si creano troppi duelli uno contro uno pericolosi. Ci va bene perché Meret fa delle belle parate, ci va bene perché loro non sono dei cecchini, alcuni dei tiri loro finiscono anche fuori. Però questo poi alla fine, quando qualcuno mi ha chiesto ma le sostituzioni non le ho capite, onestamente io le sostituzioni le ho capite questa volta. Non innamoriamoci delle nostre idee e delle nostre perplessità su Garcia. Se Garcia fa delle cose logiche che ci sembrano logiche, le dobbiamo valutare per quello che sono, e aveva senso, non potendo utilizzare Olivera che era tornato da pochissimo dalle nazionali, aveva senso spostare Di Lorenzo. C'era un'altra possibilità che poteva valutare Garcia: spostare Nathan terzino sinistro e inserire Ostigar. Se avessi voluto veramente far riposare Di Lorenzo, metti Zanoli per Di Lorenzo, Ostigard per Mario Rui, sposti Nathan terzino sinistro che ha più fisicità e metti Rachmani e Ostigard al centro. Questo si può chiedere a Garcia in un'ipotesi ideale dove praticamente fa tutto quello che voglio io, ma ha senso anche questa, perché Di Lorenzo ti garantisce un pochino più di colpo di testa lì sulla fascia sinistra. Di Lorenzo sappiamo che si adatta, sappiamo anche però che è molto stanco, e quindi sarebbe il caso probabilmente, ma quando lo fai? In Champions non credo proprio, con il Milan non credo proprio. Ecco perché io chiedevo a Garcia: fai riposare subito Di Lorenzo. Però ci stava la sostituzione di Mario Rui. In live ieri mi parlavano di un rinvio di Meret che è poi quello che porta al gol di Lazovic. In effetti il rinvio di Meret non è forte a sparacchiarla, è come se avesse preso la mira per Kvicia che si trova qui, ma il pallone è un po' corto, quindi viene intercettato dal Verona. E qua è questo che dobbiamo chiedere a Garcia, e questo che dobbiamo chiedere ai ragazzi: guardate come siamo larghi e lunghi, perché c'è Kvicia qui, c'è Politano laggiù, troppa distanza, Cajuste è un po' isolato, Zielinski che si abbassa qui, Lobotka da questa parte, vedete c'è troppo larghi. E qui dopo, adesso vediamo nel prossimo, c'è troppa libertà per creare, per fargli fare il cross a Faraoni, che poi sarà fatale, poi hanno fatto un gol che era meglio evitare. Quando arriva il cross di Faraoni, vedete che qua prova a saltare di testa Rachmani, ma non ci arriva, e qui prende un pochino in controtempo Di Lorenzo, la palla viene ciccata da Rachmani e Di Lorenzo gli si sbatterà, come si dice, si sbatte la palla su Di Lorenzo, e Lazovic avrà tutto il tempo di recuperarla e sparare un tiro fortissimo su cui Meret non poteva far nulla, diciamolo. E qui vediamo la famosa libertà di cui vi parlavo prima. Questo è Faraoni, troppo libero di caricare questo cross,
e siamo tutti un po' larghi. Lo vedete? Siamo troppo larghi. Qua c'è praticamente un 3 contro 3. Questa è una situazione comunque che tu non devi concedere, specialmente quando c'hai il lungagnone qui al centro, devi intervenire molto prima. Qui volevo sottolineare la magia di Zielinski, che si è visto un po' meno rispetto alle altre partite, però qua in mezzo a 3 riesce a far scomparire il pallone e a servire anche Cajuste, che è bravo perché si era inserito, poi frena la sua corsa per non andare in fuorigioco, mentre Simeone continua a fare il movimento in avanti, quindi in posizione perfettamente regolare. Zielinski riesce a servirlo di punta, Cajuste incrocia aprendo insomma un piattone che però si apre troppo e quindi il pallone finirà di pochissimo vicino al palo, e peccato. Cajuste probabilmente uno dei migliori in campo, meritava anche lui il gol. Piano piano aspettiamo, che è un bel profilo Cajuste. Questa è proprio la parata vera e propria. Guardate come si distende bene, ci arriva sull'angolo, non para verso il centro ma para verso l'esterno, veramente bellissimo. Qua Bonazzoli, ancora un cross alla sinistra, dalla destra, questa volta c'era Di Lorenzo già lì, e comunque il cross arriva, Bonazzoli di prima, la piazza sarebbe andata nell'angolino, fa una grandissima parata Meret, e questo gli vale il voto alto. E qui onestamente perché non dire, Zielinski, qua c'avevi tutto lo spazio e arriva la palla dalla destra, Zielinski aveva tutto lo spazio, controllo di sinistro e botta col destro, e invece no, la controlla sì, ma vede il movimento a rientrare di Simeone, lo serve, Simeone fa una piroetta praticamente e anche lui sparerà, il pallone finirà vicino al palo. Anche questa è un'azione molto pericolosa, anche Simeone avrebbe potuto segnare, però qua abbiamo gridato penso tutti, Zielinski tira, c'hai tutto questo spazio a disposizione per prendere la mira, per tirare forte, per tirare preciso. Purtroppo niente. E poi un po' di cose anche da Lindstrom, che entra prima sinistra poi destra, insomma finirà come posizione media centrale perché è un po' la sua caratteristica, ma viene spostato su entrambe le fasce. Qui entra in area, un po' di giochi di gambe che sicuramente sono nelle sue corde e quindi può creare delle difficoltà. Bello il movimento che fa Gaetano ad andarsi a prendere lo spazio che si crea. Passaggio semplice di Lindstrom, Gaetano tira, viene contrato un po' il tiro, e questa poteva essere un'occasione per i due subentrati. Potenziale assist per Lindstrom e potenziale gol ancora per Gaetano, ma non è l'unico, perché come vedete qui in posizione molto più centrale Lindstrom, c'è un bel movimento, una bella mezzaluna che fa Zerbin, mentre Simeone gli fa il movimento opposto e Lindstrom riuscirà a servire Zerbin che incrocia il pallone, ancora una parata di Montipò, e qua poteva essere ancora una volta un assist per Lindstrom e un gol per Zerbin. Mica male per una squadra che insomma le seconde linee le deve coinvolgere. Noi abbiamo molto criticato Garcia per alcune sostituzioni che ci sembravano illogiche. Nella partita nello specifico invece mi è sembrato che le sostituzioni fossero logiche e abbiano anche inciso bene per quello che riguarda il Napoli in attacco. In difesa abbiamo avuto un po' di problematiche, bisogna restringere le maglie, registrare tutti i movimenti difensivi. In attacco invece ci siamo comportati abbastanza bene, anche, e dobbiamo sottolinearlo, con un Verona che oramai sotto di 3 gol doveva scoprirsi e quindi era anche logico. Di conseguenza passiamo a questo. Prima di darvi voti, mi piace farvi vedere posizioni medie e un po' di numeri spiccioli. Mi si chiedeva nel gruppo degli abbonati una cosa interessante: io devo trovare sempre più portali che ci fanno vedere numeri diversi e modo di analizzare il calcio diverso. C'è l'attack momentum, cioè il momento in cui stai attaccando e quando poi arriva il gol. Vedete che il Verona comincia bene, comincia in attacco, quei 3 calcio d'angolo che abbiamo, poi il Napoli è continuo nel suo attacco e arrivano i gol proprio nel momento di attacco del Napoli. Quella frase che si dice, proprio nel momento migliore la squadra subisce gol. Dopodiché nel secondo tempo ancora comincia bene il Verona, il Napoli fa qualcosina e passa sul 3-0, dopo essere passato sul 3-0 continua a fare qualcosina, quindi bene. Poi il Verona comincia ad essere un pochino più tambureggiante, e quindi questo è l'attack momentum che secondo me è importante da vedere per le varie fasi della partita. Interessante vedere le posizioni medie. Questo è il Verona che vedete con Faraoni a tutta fascia, e quindi le posizioni medie tutto molto centrale perché si muovono moltissimo. Per quanto riguarda il Napoli,
Interessante vedere la heatmap. Si può fare probabilmente possiamo vedere la heatmap, se no non sapere niente. Allora, heatmap di Raspadori, che ovviamente vedete tocca palloni in tutte le zone del campo. Kvicha che risulta anche più avanzato perché deve andare ad occupare gli spazi che Raspadori ti libera, però vedete che tocca la linea bene, che ti dia ampiezza. Idem per quanto riguarda Politano. Secondo me questa è la partita perfetta di Politano, ecco perché Politano si è preso i galloni di titolare di quella fascia e sarà difficile toglierla, anche se Lindstrom crescerà. Questo è quello che deve fare Politano, si accentra ma garantisce un po' tutto, vedete questi suoi calci d'angolo, ma garantisce anche la fase difensiva di aiuto a Di Lorenzo, molto molto bene. Zielinski centrale a tutto campo, Lobotka centrale a tutto campo, guardate dove tocca i palloni, molto bene. Di Lorenzo che ha sempre questa posizione media alla fine perché tende ad accentrarsi e in questo caso vedete che finisce anche qui a cercare di chiudere l'azione. Cajuste fa proprio la mezzala destra, fa proprio quello che deve fare. Noi potevamo aspettarcelo anche un pochino più centrale insieme a Lobotka, ma il Napoli ha giocato esattamente con il 4-3-3, si capisce bene da queste posizioni medie, con Zielinski un po' in aiuto. Mario Rui padrone della fascia sinistra, bene che stia lì largo, che dia una mano e dia respiro anche alle azioni che fa Kvaratskhelia rientrando, e quindi ti porti 2 o 3 uomini appresso, Mario Rui può occupare quello spazio. E poi Nathan e Rachmani che si distribuiscono bene le posizioni della difesa. I sostituti: Lindstrom finisce ovviamente in posizione media molto centrale, Simeone sta qui, Zerbin che anche tocca un po' di palloni in giro per il campo, Gaetano, e poi entrerà Zanoli che si prenderà quella fascia. Ovviamente Di Lorenzo, ricordiamolo, che risulta qui centrale anche perché poi finirà sulla fascia sinistra, quindi nella posizione media dobbiamo considerare sempre questo. Quando guardiamo le posizioni medie così non guardiamo le fisse e pensiamo di più alla heatmap dove toccano il pallone per capire dove hanno giocato i giocatori, è molto interessante. Dopodiché, per quanto riguarda le statistiche e i tocchi dei palloni, i duelli vinti eccetera eccetera, c'è un pochino, mi sorprende che sia così giù Cajuste per quello che riguarda il cosiddetto punteggio SofaScore. Mamma mia, com'è brutto sto sito che non risponde a quelle che voglio, le cose che voglio fare. Ovviamente Politano risulta migliore in campo con il gol, siamo a 4 gol e 4 assist, mica male per Politano. Sorprende Cajuste qua giù. Io penso che quando si parla di SofaScore rating abbiano un peso anche quelli che sono, vedete, 15 solo 6 ne hai vinti, 10 solo 5 ne hai vinti, 5 solo 1 ne hai vinti. Per quanto riguarda i duelli sul terreno e i duelli aerei, quindi sotto questo punto di vista bene quelli che ha fatti, ma avrebbe potuto fare anche meglio. Quello che è piaciuto di Cajuste è che comunque 92% di accuratezza nei passaggi, insomma di passaggi completati, e questo non è male. Un pochino meno del solito Nathan, perché, maronna mia, i rumori, io come faccio a fare video? Che state facendo? Giardinaggio. Quando c'è Rachmani passano un po' più di palloni per Rachmani, e questa è una di quelle cose che è anche logica ed evidente. Andiamo a vedere i passaggi e i tocchi. Di Lorenzo ne tocca più di tutti, Rachmani, Lobotka, Mario Rui, nonostante è impossibile fare il video così, nonostante Mario Rui venga poi anche sostituito. No vabbè, devo finire assolutamente questo video perché non si può fare così. Allora, questa è la panchina, la spostiamo un pochino più di qua. Andiamo ai voti. Do 7 a Meret, perché fa tutte le parate che deve fare, onestamente. Quella del 3-1 non poteva farla, però era in forma, è stato sollecitato molto, ha risposto bene. Di Lorenzo, io non vorrei io do 5,5 a Di Lorenzo, ma non è un voto che do a lui, è un voto che fondamentalmente do a Garcia, perché in qualche modo il ragazzo deve riposare. È una cosa che voglio sottolineare molto bene. Il voto di Lorenzo non è colpa sua, perché non può fare 150 partite in 3 anni senza fermarsi mai, senza avere un minimo di riposo, perdi la lucidità, non è colpa sua. Però questo 5,5 traslatelo a Garcia.
tu sei l'allenatore, tu devi trovare il modo di farlo riposare anche mentalmente. Una partita dove questa qua te la guardi, incita ai compagni. Secondo me è importantissimo per non arrivare poi ai momenti in cui, vedi con il Real Madrid, vedi con l'Italia, dove poi l'errore diventa decisivo ed è colpa sua, ed è uno dei migliori giocatori che abbiamo, il capitano. Questo per quanto riguarda Di Lorenzo. Do 6 a Rachmani e a Nathan. Non posso dare un voto più alto perché hanno creato un po' troppo il Verona nel secondo tempo, però come prima partita da coppia non malissimo. Voglio dare la sufficienza, come do la sufficienza a Mario Rui, che ha sofferto molto in questa zona nel secondo tempo, però ha garantito con i suoi movimenti e con la sua spinta a Kvara di poter fare cose diverse e di non essere sempre triplicato, o almeno quando veniva triplicato Mario Rui arrivava qua e poteva essere una soluzione. Do 7 a Cajuste, che mi è piaciuto molto. Era importantissimo con la mancanza di Ghissari avere un Cajuste che possa sostituirlo senza farcelo rimpiangere. 6,5 Lobotka, che sta cercando cose anche un pochino più efficaci e più raffinate rispetto al giro palla classico. 6,5 Lobotka. Do 6 a Zielinski, ci fa vedere delle cose sempre straordinarie, ma secondo me un po' meno rispetto alle altre partite. Il trittico d'attacco, 7 a Politano, ancora in gol. Do 7 a Raspadori, onestamente era uno dei dubbi che avevamo: deve giocare Simeone, hai fatto giocare Raspadori, hai rischiato con l'altezza di Raspadori e l'altezza di Mario Rui, e lo abbiamo visto perché i calci d'angolo del Verona erano pericolosi. Quindi non avendo nessuno che potesse sostituire Osimhen, che ti fa tutto quel lavoro qui, però a livello di piano gara ha funzionato e ha fatto secondo me la partita che doveva fare nel ruolo suo congeniale. E dopodiché do 8 a Kvara, perché vallo a fermare. Quando con più tranquillità comincia a fare anche le giocate dell'anno scorso, variare le giocate, rientra sul sinistro e spara col sinistro, vallo a bloccare. Quindi molto bene. Do 6 a tutti quelli che sono entrati e li facciamo entrare alla spicciolata. Zanoli al posto di Mario Rui, che quindi sposta Di Lorenzo in questa zona. Simeone al posto di Raspadori, che qualche occasione comunque riesce a racimolarla. Dopodiché Lindstrom al posto di Kvara, e mi piaceva l'idea di vederlo a sinistra. Peccato che è durato pochissimo, anche perché all'83esimo poi entrerà anche Zerbin al posto di Politano e quindi avverrà lo scambio di fascia con Zerbin a sinistra e Lindstrom a destra. Zerbin a destra ha anche giocato, Spalletti lo utilizzava. Mi sarebbe piaciuto vedere Zerbin qui e Lindstrom nella zona in cui lui gioca nella sua nazionale, secondo me è meglio, però non lo so, possiamo vedere. E poi Gaetano al posto di Zielinski, che comunque avrà alla fine un'occasione anche lui per segnare. Di conseguenza, ragazzi, non male, non benissimo ancora. È chiaro che il Verona non rappresenta un avversario che ti punisce se fai delle sbavature. Le sbavature ancora ci sono, più che altro la distanza tra i reparti che vi ho fatto vedere negli screenshot. Si può registrare, si può far meglio, ma dopo tutte quelle polemiche che ci sono state, tematiche tra l'intervento e il non intervento del presidente, il discorso sugli esoneri, insomma era importantissimo vincere. Adesso abbiamo da fare continuità con la Champions e poi arriverà il Milan, tra pochissimo gioca il Milan, quindi domani aspettatevi il recap della Serie A parziale, perché poi sarà su, ma quello domani ci dovrebbe essere già la conferenza. Dovete stare tuned, dovete iscrivervi al canale e lasciare i TVB a quelli del Verona in tribuna, in curva, fuori, dentro, perché sono veramente inqualificabili, e non dico altro perché non mi sembra il caso. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Con i 3 punti si analizza con più serenità,